Comendone veneziano, siamo in Champions League. Palermo, Marsiglia. Voglio fare una bella partita con Marsiglia e cercare di portare a casa i 3 punti in Champions. Abbiamo qualche giocatore in panchina perché sono veramente stanchi. Abbiamo i giocatori già massacrati. Bene. Dybala. Dybala benissimo per Timo. Vai Timo. Timo subito. Mamma mia, subito Werner. In campionato comunque, cioè in Champions ci trasformiamo nelle competizioni europee. È pazzesco. È veramente Timo incredibile. recupera. Attenzione di testa qualcuno, la Mela! Gol di Eric! Il Palermo va in vantaggio, la Mela, grandissimo gol di testa. In Europa, ragazzi, la Mela è devastante. Grande Eric. Incredibile. Grandissimo Eric. Erroraccio ancora qua, erroraccio. Cataldi, brutto fallo su Cataldi, guarda il vantaggio, Vietto. Vietto la dà a Timo. Vai Timo, vai Timo. Non ci arriva. Dai che è finita, ragazzi. Dai, 1-0. Pesante Liaic. No, l'Utellino qua sbaglia. Bravo, Timo, ha fatto veramente una buona cosa. Ma non è ma dov'è il fallo? Ma dai. Ma per cortesia. Sì, vabbè, ciao. Ciao proprio. Espulsione diretta per Andreoli. Vabbè. Non ho parole. Non ho parole, meno male che è finita. No, i coglioni, non è ancora finita. Bravo, Vietto. Cosa ha fatto Vietto? Peccato. Grande Palermo di cuore. Yes! Godo e godo. Andiamo a vedere la classifica di Champions. Vediamo un po' cosa ha combinato il Cube. Il Palermo è solo a 6 punti, signori. Incredibile. Ragazzi, problemi di formazione contro il Napoli. Dybala stra fuori forma, freccetta giù. Andiamo con Vietro al primo minuto. Siamo noni in campionato, però anche il Napoli, campione d'Italia, è messo male perché 11° addirittura. Dai fiori. Dopo una bella partenza il Napoli il Palermo si è proprio spento con 2 sconfitte consecutive clamorose. Attenzione subito per Vietto, mamma mia. Romagnoli, bravissimo. Vai Eric, grandissimo Eric. La Mela vede Werner. Vai Timo, Timo stop imperioso di Werner. 1-0 Palermo, Timo, Werner. Grande Timo, grande assist di Lamela. Pensate che volevo venderlo, incredibile. Da quando ho detto lo vendo. Ancora Napoli. Intervento. Palo. Che culo. Che culo, ragazzi, Lamela, Eric, si può distendere il Palermo, si distende il Palermo. Si distende benissimo il Palermo, Lamela. Sbaglia tutto. Il Kata. Buon tiro del Kata. Mettila in mezzo. Non ci credo, cosa mi ha parato sulla Mela? Cosa mi ha parato Rafael? Jason sbaglia, comunque ricordo che siamo passati in Coppa Italia contro il Cesena nel primo turno, non l'ho registrata perché il primo turno non registro mai. Kane per Dybala. Quante me ne sto mangiando, però. Tante vittorie di misura, Fioi, tante vittorie di misura. E per carità, sono sempre 3 punti. Però Dybala per Vasquez è entrato bene in campo, Vasquez è sempre un buon giocatore, Vasquez di testa l'incornata di Dybala, ancora Rafael, uno dei migliori comunque del Napoli. Finisce qua, grande 1-0. Sentite ragazzi, super cori per la Roma. E andiamo. Comunque hanno tolto anche l'Olimpico per mettere lo stadio. L'Olimpia Stadium, vabbè. Hanno tolto i stadi italiani in pratica. Sempre più sfrattata questa Serie A, anche dei modders. Vai raga. Contro la Roma ho bisogno di altri 3 punti. Occhio, non perdiamola. Gran gol della Roma. Iturbe ha punito un bruttissimo Palermo discontinuo. In campionato proprio non ci siamo.
Vieto, la tiriamo per disperazione. Vaffanculo, no? Incredibile come questa squadra possa giocare benissimo in Europa o comunque nelle coppe e poi essere così discontinua in campionato. Oggi abbiamo giocato malissimo. Iturbe fa quel che vuole, non lo prende più nessuno. 89esimo, ormai è finito. Pjanic. Recupera Emerson, manca centrocampo, comunque sta facendo bene Emerson. Sì, dopo fa un passaggio, però inguardabile. Bravo Timo, Timo l'ultima speranzella. E Timo fa un'altra cagata, ma vaffanculo, va. Florenzi. Calcio d'angolo, ma un Palermo veramente in grossissima difficoltà in campionato. Forse veramente il ciclo è finito, non lo so. Castan. Ibarbus. Buttala via bene, Pjanic. Niente da fare. Bravo Ljajic. Finisce qua ragazzi, sono molto dispiaciuto e molto incazzato perché in campionato stiamo andando veramente malissimo. Vediamo la classifica. La classifica vede il Palermo all'ottavo posto, 13 punti, meno male che il Milan ha perso, 5 punti abbiamo, si possono recuperare, però non mi piace questo inizio. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!